Ritorniamo nel Veneto perché c'è un altro ospite assieme a Rosario Padovano, perché si festeggia per la vittoria ovviamente della Zaccariotto a presidente della provincia di Venezia, ma ovviamente la rabbia dell'arrivo del commissario a San Michele al tagliamento, pochi mesi dopo le elezioni. Incredibile, incredibile. Daniele Stival, consigliere regionale della Lega Nord, e insieme a Rosario, prego. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Daniele Stival, consigliere regionale della Lega Nord. Dunque, consigliere Stival, ci sono due situazioni che hanno caratterizzato la settimana. La composizione della nuova giunta provinciale, dopo la vittoria di Francesca Zaccariotto, e soprattutto la situazione politica che si è venuta a creare nel Veneto orientale, con Portogruaro e soprattutto con San Michele in questa settimana. Ma c'è l'aspetto positivo della provincia che, come sappiamo, abbiamo avuto la grande vittoria con la Francesca Zaccariotto e abbiamo senza nessun problema creato la nuova giunta, 4 assessori alla Lega Nord con la politica del fare, cioè abbiamo voluto degli assessorati importanti dal punto di vista del lavoro e quindi attività produttive, agricoltura, turismo, il patrimonio e la viabilità, cioè la volontà di mettere gli uomini della Lega a fare parecchio lavoro soprattutto per il territorio della provincia di Venezia, che appunto è da diverso tempo che langue. L'altro problema invece è quello che ormai i tribunali, i magistrati vanno al posto e si mettono al posto del popolo. È un momento grave questo per la democrazia, perché non è possibile che a San Michele un giudice manda a casa un sindaco interpretando in modo secondo noi scorretto la legge, mentre a Portogruaro, dove c'è un sindaco non legittimato, invece lì lo si tiene su. C'è proprio una politica da parte dei giudici che vuole evidentemente premiare il centro-sinistra. La cosa è assai pericolosa per la democrazia. Mi scusi Stivale, lei ci sta dicendo che la magistratura anche nel Veneto, nel veneziano, è politicizzata e potrebbe decidere le sorti di un comune o di qualche altra istituzione? Mi dia un'altra interpretazione. A San Michele al tagliamento c'è una giunta di centrodestra mandata a casa subito così per una loro interpretazione. A Portogruaro c'è il centro-sinistra. Stessa parte del centrodestra che ha mandato a casa Vizzoni, permetta. Certamente, ma 10, non 11 consiglieri come dice il TAR, per cui senz'altro ci sono stati problemi all'interno del centrodestra, ma i giudici si sono inseriti molto facilmente interpretando in modo scorretto. Il Consiglio di Stato, io sono convinto che ci darà ragione. Ringraziamo dunque Daniele Stival per questo suo acceso intervento, soprattutto per San Michele, dove la Lega appunto governava fino a qualche giorno fa. La linea alla redazione centrale, grazie.